C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io, grazie per essere con noi oggi e prima di partire con le nostre interviste vi portiamo a passeggiare sul lago di Garda, al Monte Bestone. Per arrivare al punto di partenza si raggiunge località Le Balze a 670 metri di altitudine nei pressi di Voltino, dove si parcheggia l'auto. Dopo aver lasciato alle spalle l'Hotel Balze si segue il sentiero numero 110 che prevede circa 45 minuti, un'ora di camminata. Il sentiero entra da subito nel bosco per arrivare ad un primo belvedere. Dopo 30 minuti di cammino il sentiero arriva ad un bivio. In entrambe le direzioni si arriverà in cima al Monte Bestone. L'itinerario nel complesso è semplice con un dislivello di 400 metri, un tempo complessivo di 3 ore per uno sviluppo di circa 6 km. Signori all'ascolto, attenzione, si parla di voi, delle vostre case e della ca del galantom, prima le fonne e dopo l'om, a Rimini. All'Arco di Augusto, qui a Rimini, in compagnia di Tommaso. Tommaso caro, tu che fai? Di che ti occupi nella vita? Io sono ingegnere, però lavoro in banca, bancario. Le K del galantom, prima le fonne e dopo l'om. Che hai capito? Qualcosa? Vabbè, dai, questa parola. Galantuomo. Nella casa del... Nella casa del galantuomo, prima le donne e poi l'uomo? Cosa? Che dici? È così. Infatti io ho 2 figlie, quindi nella casa del galantuomo, prima le donne e poi... Quindi tu sei il galantuomo ma non comandi nulla. Niente, assolutamente. 2 figlie con moglie. Con moglie. Coraggio, Tommaso. E vedete dove stanno. Mamma mia, però riesce ancora a sorridere, questo gli fa onore. Ce la faccio. Poverazzo, ti si avvicini, grazie di tutto. Grazie, alla prossima. What's your name? I said No, Italian tu, no. E tu, what's your name? Rina. Mamma mia, guardate che bellezza. A spasso, holiday? Business? Lavoro. Sentite, è la prima volta qui a Rimini, first time in Rimini. In Rimini, yes. Bagnetto al mare, l'avete fatto il bagno? In the sea, on the beach? Yes, Adriatic Sea, yes, we saw. Beautiful beach. We walked around in the evening and in the morning also. Meravigliosa spiaggia, vedi che sono stati pure in spiaggia a prendere il sole e a tacchinare sta qua, lo so io. Allora proviamo a leggere questo proverbio in dialetto bresciano. Il dialetto bresciano in India hai parlato, no? I couldn't understand what you're saying. The dialect, I think, there's. Dialect in Turchia, voglio dire. We also have a lot of dialects. Certo. A Istanbul. We have even more. Certo. Yes. Ecco, in Turchia sì e in India tipo ancora. A Istanbul è tutto un po' da un fes, è vero? L'eca del galantom, prima le fonne e dopo l'om. L'hai detta bene. Potresti essere di Gottolengo. Nelle case del galantuomo comanda prima la donna e poi l'uomo. The king of the house, il re della casa. Who is? Man o woman? Oh, sure, it's a woman. Sicuramente la donna, vedi? The king, it's a queen. È Queen. Ma io ho detto king per dire re, invece Queen la regina. Insomma, tutto il mondo è paese. Pure in Turchia, pure in India comanda la donna. Queen is the lady. Yes, queen is the lady and she is the king of the house. Pure la regina della casa, ammazza. Alla prossima, da Rimini è tutto, ciao. Ciao. Bye bye.